regionali fermi, stop ai vaporetti a Venezia, bus nei depositi, chiuse le biglietterie della stazione, caos in piazzale Roma e sul Ponte della Libertà con code dei veicoli che alle 13 hanno sfiorato i 60 minuti nella giornata dello sciopero nazionale dell'Unione Sindacati di Base. A Mestre i lavoratori sfilano in corteo sino al centro. Oggi sciopero nazionale perché Renzi rottamotore sul sale. Chiedono le dimissioni del governo, contestano la riforma del lavoro, il Job Act. I più arrabbiati, i lavoratori della CTV. Nella navigazione lo stop sfiora il 60%, per il trasporto su gomma l'80%. Ne accorcia il salario, non che si aumenti da 10 anni a sta parte, lavoriamo sempre come musi. Lei in che settore lavora? Navigazione, È un comandante della CTV. preposto al comando. Per dire no a questa riforma, per dire no al licenziamento che arriveranno in massa nei posti di lavoro. Il lavoratore non potrà più difendersi, perché con 4 soldi liquideranno anche chi fa il suo lavoro ma non va bene all'azienda. Quanti anni sta lavorando lei? Beh, praticamente col militare dai 19, cioè 59 e devo andare coi 44 e non ci siamo. Non ci siamo proprio, io non ho più voglia di guidare il pullman, dico la verità. Riteniamo che questo governo non sia altro che la fotocopia degli altri governi e sta producendo gli effetti devastanti di aumentare la disoccupazione, di non dare lavoro. Fermi anche i lavoratori della scuola, del commercio, le poste, fermi anche fino a domenica i dipendenti di un caffè di Piazza San Marco. Tra 24 ore a Roma la CGIL scenderà in piazza per difendere l'articolo 18. Manifestazione a Roma in sostegno dell'articolo 18. Dal Veneto saranno più di 12.000, 150 pullman, più diversi treni speciali. Partenza nel cuore della notte. Intanto in mattinata sul Ponte della Costituzione volantinaggio di sensibilizzazione. Il lavoro non si può creare togliendo il diritto. Il problema in Italia è che non c'è un piano, non c'è un'ipotesi di produzione. Quale produzione deve avviare il nostro Paese? Con i volantini distribuiti dei braccialetti rossi che potranno indossare i lavoratori che non saranno presenti a Roma.